Oggi Dante D si ricorda la giornata di Dante con una manifestazione interessante qui al Liceo Classico Empedocle. Sì, oggi abbiamo l'onore e il piacere di ospitare la professoressa Marina Castiglione dell'Università degli Studi di Palermo, una linguista ma anche una dialettologa, in questo connubio particolare sul plurilinguismo dantesco. È bello pensare che il mondo accademico e il mondo della scuola si incontrano su un terreno comune che è appunto quello dello studio della commedia di Dante, e quindi i nostri studenti sono coinvolti in prima persona in quello che può essere anche un percorso orientativo per sviluppare competenze attraverso le conoscenze. Oggi tra l'altro non siamo soltanto allietati dalla presenza dell'accademica, la dottoressa Marina Castiglione, ma anche dalla presenza della professoressa Marcella Lattuca, che è una nota attrice agrigentina e che arricchirà questa giornata leggendo appunto sapientemente alcuni passi praticamente dell'opera dantesca, alcune terzine dell'opera dantesca. Quindi chiaramente i nostri ragazzi saranno coinvolti non solo da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista emotivo, perché chiaramente questa interpretazione teatrale sarà molto diciamo, ricca di pathos, quindi una bella giornata sicuramente al Liceo Classico e Musicale Empedocle. Ecco, quanto è importante e quanto è attuale il pensiero di Dante? Sì, ritengo che il pensiero di Dante sia veramente attuale perché nel viaggio ultraterreno del nostro sommo poeta ritroviamo noi stessi. Ricordiamo che il Dante D è la giornata che è stata istituita dal Parlamento italiano proprio per ricordare l'inizio del viaggio ultraterreno di Dante, cade il 25 marzo. Quindi un po' questa ricorrenza fa anche riflettere su come Dante in fondo sia presente in ognuno di noi, le angosce, i dubbi, ma anche le gioie, le incertezze, pure le certezze anche di questa persona in fondo possono corrispondere a quelle di ciascuno di noi, quindi è bello pensare che i nostri studenti possano rivedersi tra le righe e ritrovare anche se stessi. Naturalmente faranno molte domande anche alle nostre ospiti perché il progetto giornalismo viene pienamente coinvolto e quindi sono anche in attesa proprio di soddisfare tutte le loro curiosità dopo chiaramente l'intervento della professoressa. Marcella Lattuca, al ritorno da una tournée teatrale, oggi darà il suo contributo a questa giornata del Dante D qui al Liceo Classico Empedocle. Eh sì, sono tornata, sono fresca insomma di una tournée molto lunga, però non potevo assolutamente mancare a questo invito molto importante del Liceo Classico Empedocle, che qui ad Agrigento è proprio un'istituzione, è proprio la culla dove poi nascono le migliori menti. È un onore per me parlare con le parole del sommo poeta, oltretutto un convegno molto ben organizzato con fior di nomi, con fior di professori, quindi per me è solo e semplicemente un onore prestare la mia voce per i ragazzi dell'Empedocle. Tra l'altro stasera sarà impegnata alla cattedrale in un altro evento importante. Sì, in occasione delle celebrazioni della Settimana Santa ci sarà uno spettacolo molto suggestivo alla Cattedrale di Agrigento, il Pianto della Madonna di Jacopo Neratodi. Non sarò da sola, sarò insieme ad altri artisti, quali Arianna Vassallo, Paolo Di Noto e anche altri attori e il coro Magnificat.